Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale I Signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio dare gli ultimi aggiornamenti sulle formazioni di Genoa a Napoli, su quelle che saranno con ogni probabilità le scelte di Antonio Conte. Poi parliamo di un aggiornamento molto interessante che riguarda la nazionale italiana e il nostro Vergara, con una scelta molto interessante del CT Gennaro Gattuso, e poi parliamo di mercato perché vi do aggiornamenti per quanto riguarda l'affare Sterling, quindi rimanete fino alla fine perché come avete visto abbiamo parecchia carne sul fuoco. Detto questo, prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un bel like a questo video. Allora, vediamo un attimo le ultime sulle formazioni che scenderanno in campo alle ore 18 in casa del Genoa, appunto dove si disputerà Genoa-Napoli. Quali sono le scelte di Antonio Conte? Per gli azzurri, probabilmente la novità più importante è il ritorno dal primo minuto di Amir Rahmani, che andrà a giocare sul centro-destra nella difesa 3. Conte ha poi preso una decisione su Giovane ed Ellison. Ecco cosa si legge questa mattina sulla probabile formazione che Antonio Conte manderà in campo alle ore 18 contro il Genoa allo stadio Marassi. Esce Di Lorenzo, entra Ramani. Conte ha perso il capitano per il problema al ginocchio sinistro, ma oggi a Marassi ritroverà dal primo minuto il leader della difesa dopo 4 partite di assenza. Amir però non sarà il centrale del Tris, agirà da terzo di destra con Buongiorno e Juan Jesus. Sarà questo l'unico cambio rispetto alla formazione lanciata dall'inizio contro la Fiorentina. Mera in porta, Gutierrez ancora a destra a tutta fascia, a piedi invertito, con Spinazzola a sinistra. Lobotka e McTominay in mediana, Vergara ed Elmas nel tandem di tre quarti alle spalle di Højlund. Ellison partirà dalla panchina. Questa sarà, signori, come abbiamo appena detto, scusate, la probabile formazione del Napoli. Adesso passiamo al secondo aggiornamento, una cosa molto interessante che arriva fondamentalmente come una splendida notizia che riguarda il nostro Antonio Vergara, perché sempre secondo l'edizione odierna de Il Mattino ci sarebbe un osservato speciale del CT dell'Italia Gattuso in vista dei playoff per il mondiale a visionare dal vivo Antonio Vergara. Come racconta il quotidiano, Rino Gattuso manda un emissario speciale per osservare da vicino la partita di Antonio Vergara. È il suo braccio destro Leonardo Bonucci, che sarà a Marassi con gli occhi spalancati per capire a che punto è il ragazzo di Frattamaggiore. È un'altra notte speciale per il talento esploso tra le mani di Conte. D'altronde è stato un mese felice, 3 gol al Chelsea e quello alla Fiorentina, e con la prova piena di personalità al cospetto della Juventus. Dunque, carta e penna, si fa per dire ovviamente, ma è arrivato il momento di vedere da vicino la nuova speranza, signori, del calcio italiano, per capire se è già pronto per la nazionale maggiore. Gattuso ha già diverse relazioni sul conto di Vergara. Vuole capire adesso se, non potendo più puntare sull'effetto sorpresa, manterrà le promesse delle sue ultime 2 settimane. Ringhio ci pensa e ha ancora più di un mese di tempo, no, per decidere. Poi anche lui si muoverà in prima persona, come sua abitudine. In ogni caso, la decisione di far muovere Bonucci, signori, uomo di fiducia dello staff, è già un segnale. Per l'ex Juventino non sarà una serata senza lavoro, perché in campo nel Napoli ci saranno anche Meré, Buongiorno e Spinazzola, che nel giro del CT Gattuso ci sono da sempre, e adesso si aggiunge a questa piccola lista proprio anche Vergara. Adesso passiamo al mercato, perché comunque il mercato si è appena chiuso, no? Quello di riparazione, ma in realtà le big, per le big, ecco, il mercato non dorme mai, non si chiude mai, perché è già tempo di imbastire le prime trattative per arrivare a fine stagione con già un po' le trattative di mercato apparecchiate, in modo tale da non partire da zero la prossima estate. Il Napoli dovrà fare assolutamente un mercato importante, perché non è riuscito a farlo a gennaio per i limiti che conosciamo che ha avuto sul mercato, ovviamente, nonostante in bilancio attivo il mercato doveva essere condotto a saldo zero, ma la prossima estate sarà tutto un discorso diverso. La rosa dovrà essere rinforzata, secondo appunto i dettami
di Antonio Conte. Ma attenzione perché c'è un giocatore che piace tantissimo al Napoli, a Manna, ad Antonio Conte, insomma a tutto lo staff, e che porta il nome appunto di Raheem Sterling. Il giocatore, pur di andare via dal Chelsea, ha rescisso il suo contratto con la squadra londinese. Adesso l'attaccante è senza squadra, come vi abbiamo già detto, come sapete benissimo, e vuole giocare a qualsiasi condizione per provare a mettere in difficoltà Tuchel in vista del prossimo mondiale. L'ex Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester City a Napoli ritroverebbe il suo carissimo amico Kevin De Bruyne. I due a Manchester hanno condiviso tantissimi minuti sul campo ed entrambi sarebbero entusiasti di riabbracciarsi. Il belga potrebbe essere un fattore affinché l'affare vada in porto. Ci sono stati numerosi contatti tra i dirigenti del Napoli e l'entourage di Sterling proprio in queste ore. L'accordo non si è ancora trovato a causa dell'elevatissimo ingaggio che il calciatore percepisce al Chelsea. Percepiva, scusate. Il britannico infatti guadagnava, ve lo ricordo se ve lo siete perso, ben 19 milioni di euro a stagione, una cifra che non si avvicina ovviamente minimamente ai fondi a disposizione del Napoli per un ripiego, soprattutto signori in realtà per nessun club della Serie A, ma secondo me adesso per nessun club della Premier League. Adesso però la voglia di giocare del calciatore sembrerebbe aver convinto i suoi rappresentanti ad abbassare molto le pretese. Il giocatore sta spingendo per trovare un accordo con il Napoli perché sarebbe contento comunque di tornare a lavorare con Antonio Conte e di ricongiungersi al suo amico Kevin De Bruyne. Il Napoli ovviamente con Manna che sta cercando di imbastire la trattativa ha già fatto capire al giocatore che sarà fondamentale un'importante decurtazione del suo stipendio, del suo ingaggio. Il giocatore è aperto fondamentalmente, signori, per un contratto fino a giugno, soprattutto in ottica mondiale. Poi, ovviamente, qualora Sterling possa arrivare a Napoli e voglia comunque rimanere a vestire la maglia azzurro anche la prossima stagione, si farà un altro tipo di discorso. Ma mai in questo momento. Comunque il discorso dei mondiali che si disputeranno la prossima estate è un fattore, potrebbe essere un fattore determinante per la buona uscita dell'affare e sta facendo pendere l'ago della bilancia nella trattativa con l'entourage a favore del nostro Napoli. Vi daremo altri aggiornamenti nelle prossime ore, quindi attivate la campanella delle notifiche. Nel frattempo nei commenti ditemi cosa ne pensate sui movimenti, sulle strategie del Napoli che vi abbiamo detto e secondo voi Vergara è da nazionale? Ditemi la vostra nei commenti. In sovraimpressioni vi lascio due schede per altri aggiornamenti di mercato. Grazie per essere stati con noi.